Un paziente affetto da un tumore raro è stato sottoposto a una complessa operazione chirurgica per l'asportazione di un'enorme massa di 4 kg dalla cavità toracica. L'intervento è stato eseguito all'ospedale di Udine da Andrea Zuin, direttore della struttura di chirurgia toracica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, insieme alla sua equipe. Considerate la rarità, le dimensioni e la sede della neoplasia, il percorso terapeutico ha richiesto un lavoro congiunto tra la chirurgia toracica di Udine e l'oncologia radioterapica del centro di riferimento oncologico di Aviano, che da tempo collaborano al trattamento dei sarcomi e dei tumori rari. I sarcomi dei tessuti molli sono un gruppo eterogeneo di tumori rari che rappresentano l'1% delle neoplasie e possono insorgere in qualsiasi distretto corporeo. In Italia ogni anno si stimano circa 2.300 nuovi casi. Il paziente è stato sottoposto a trattamento radioterapico con tecnica avanzata nel nuovo acceleratore lineare ad alta precisione in funzione da gennaio 2025 nel centro avianese. Il moderno sistema di terapia a fotoni ha consentito di ridurre significativamente la dose di radiazione al cuore e al polmone destro e di aggredire in maniera efficace il volume tumorale per agevolarne la successiva rimozione chirurgica. Questo intervento, dichiara l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, è un'ulteriore conferma dell'eccellenza della nostra sanità, capace di affrontare con successo anche le sfide più complesse grazie a professionalità, integrazione e visione strategica. A tutti i professionisti, conclude Riccardi, coinvolti va il ringraziamento dell'amministrazione regionale e dell'intera comunità.